Una mostra per rendere un omaggio a un docente che ha speso 30 anni della propria carriera nell'Istituto Superiore Francesco Ciusa di Nuoro. Il professor Ferdinando Medda, dopo una lunga carriera, quest'anno va in pensione, ma il collegio dei docenti dell'istituto, diretto dal professor Franco Cucca, ha deciso che questo evento personale meritava una manifestazione pubblica per rendere omaggio a chi ha dedicato tanta parte della sua vita al servizio della scuola, al fine di trasmettere a generazioni di studenti i segreti delle tecniche artistiche, sia pittoriche che plastiche. Per questo è stata allestita nei locali dell'istituto una mostra, al fine di far vedere agli studenti e al corpo docente una parte della produzione artistica realizzata sia da professor Medda che dai suoi studenti. Una serie di opere pittoriche, plastiche e in particolare ceramiche. Il professor Medda, originario di Serramanna, ha insegnato in diversi istituti della Sardegna prima di approdare a Nuoro in quello che era l'Istituto d'Arte nel 1985. Nella sua didattica, ma anche nel suo percorso artistico personale, ha avuto come ispirazione un sentimento identitario legato alla storia ancestrale e alla cultura dell'isola nelle sue molteplici espressioni, con una rilettura di temi antichi in chiave moderna o comunque filtrati con la sensibilità personale. Un esempio di questo sono gli stendardi delle prioresse o i simboli sacri. La mostra rimarrà aperta fino al 21 maggio, una meritoria iniziativa, quella dell'Istituto Ciusa, che rende pubblico un momento privato come quello del collocamento in pensione di un insegnante che ha rappresentato un pezzo di storia dell'istituzione scolastica, anche perché la scuola è fatta di persone, ragazzi e insegnanti che nel corso del tempo vi hanno lavorato, studiato e realizzato, come in questo caso, pregevoli opere artistiche.